Un tempo qui lavoravano 250 donne e 3 uomini. Questi ampi locali, oggi trasformati in museo, ospitavano bachi da seta e telai, perché questa era una filanda. Costruito da Leone Romanin Jacur nel 1872 nel cuore di Salzano, in provincia di Venezia, lo stabilimento lavorò filati fino al 1937, quando il blocco della produzione fu imposto dalle leggi razziali fasciste. La filanda riaprì per qualche tempo nell'immediato dopoguerra, per chiudere definitivamente nel 1952, periodo in cui la seta cominciò ad essere sostituita dalle fibre sintetiche. Questa è la nostra filanda, direi il patrimonio più importante del comune di Salzano, che io invito a venire a visitare. Qui c'è stata per parecchi anni l'economia salzanese, un territorio prettamente agricolo che con la filanda è andato verso l'industria. La filanda fu acquistata alla fine degli anni 70 dal comune di Salzano assieme all'adiacente villa Donà Romanin Jacur, oggi sede del municipio, e all'annesso parco all'inglese di 5 ettari. La dimora sorse probabilmente sulle spoglie di una precedente casa padronale tardo cinquecentesca. Nei primi decenni del XVII secolo divenne la residenza estiva della famiglia veneziana Donà delle Rose, che la modificò sul finire del XVIII secolo. Altri consistenti cambiamenti coinvolsero il complesso dal 1847, quando passò alla famiglia Jacur, e successivamente a Leone Romanin Jacur, che progettò la filanda. A pochi passi dal cuore della cittadina sorge il Centro Palatini, un'oasi di benessere termale con annesso poliambulatorio medico. Il Palatini è nato come struttura sanitaria privata già nel 1982 per opera della famiglia Campagnaro e ha subito iniziato a sfruttare l'attività terapeutica della fonte che era già presente da molti anni nella proprietà. Poi in seguito la qualifica di acqua termale è stata riconosciuta nel 1992 e adesso poi, a distanza di anni, è seguito l'accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale. Quest'acqua ha caratteristiche particolari, a cominciare dal fatto che sgorga a bassa temperatura. È un'acqua oligominerale, definita termale, fredda, perché sgorga a 18,2 gradi, da 3 fonti utilizzate diversamente e alternativamente, ma con caratteristiche simili. Possiamo classificarle come bicarbonato calciche o bicarbonato alcalino terrose. L'azione terapeutica è diversificata. È utilizzata per bibita, per tutti i disturbi dell'apparato digerente, ma molto più frequentemente viene utilizzata come fangoterapia, quindi per applicazione esterna e per bagno, in tutte le malattie artroreumatiche. Inoltre, per le affezioni delle vie respiratorie, delle alte e delle basse vie respiratorie, con modalità differenti, viene utilizzata nei 5 tipi di cure inalatorie che possono essere svolti qui come in ogni altro stabilimento termale. Chi viene alle Terme Palatini di Salzano per curarsi trova un territorio accogliente. Al di là appunto della sede comunale del parco della filanda c'è il Museo Pio X, infatti il comune di Salzano ha avuto l'onore di avere un parroco che è diventato papa e santo. Giuseppe Sarto, salito al soglio pontificio come Papa Pio X dal 1903 al 1914, passò a Salzano gli anni tra il 1867 e il 1875, quando fu incaricato di amministrare la parrocchia di San Bartolomeo. E proprio nelle vicinanze della chiesa arcipretale c'è il museo dedicato al Papa Parroco. Aperta in occasione del grande giubileo del 2000, l'esposizione consente di conoscere e ammirare materiali di particolare pregio. Le cose preziose sono tante perché abbiamo pezzi dal 1300 fino al 1900, ma i pezzi più preziosi sono delle pianete del 500, le pianete che il Papa ha donato, che si vedono qui, e quel piviale. Poi abbiamo il suo catechismo quando era qui a Salzano, cioè ogni parroco si faceva il suo catechismo a quel tempo. È un catechismo che ha fatto storia, sono 2 quadernetti che si è portata anche a Roma durante il pontificato. Poi abbiamo una Madonna del 500, anzi 1578, una Madonna in lignea, una Madonna vestita, che si dice abbia fatto anche dei prodigi. In più abbiamo un calice di argento dorato donato dal Papa Pio X alla sua vecchia parrocchia.